Io mi chiamo Silvano Boscarol, sono un perito meccanico, l'azienda si chiama Saviotec. La Saviotec è nata nel 2004, è nata come azienda che costruiva stampi. Nel 2007 è stata aggiunta la parte di stampaggio. Quindi noi con i nostri clienti partiamo da una fase iniziale che è la collaborazione allo sviluppo del prodotto. Facciamo insieme a loro il co-design e l'azienda poi è in grado di costruire gli stampi e di dare il prodotto finito. Lavoriamo prevalentemente con l'Italia, c'è qualcosettino all'estero ma molto poco. Nel nostro settore il Made in Italy è decisamente molto importante. Noi forniamo delle plastiche a dei clienti che esportano poi in tutto il mondo. Nel comparto della plastica il Friuli, con la parte orientale del Veneto, è considerata la Plastic Valley d'Italia. Quando io ho iniziato a fare stampi c'erano le persone che con una grandissima manualità riuscivano a fare delle cose eccellenti. In questo momento usiamo l'elettronica per arrivare a quei risultati. Ci vogliono delle competenze che in questo momento sono difficilissime da trovare. Noi in questo momento non riusciamo a trovare del personale perché abbiamo delle scuole che non formano le persone a questo. Dopo anni di insistenza siamo riusciti a fare un corso per stampatori. Il grosso della formazione si fa sicuramente in azienda, però dovrebbe esserci l'apertura mentale e l'indirizzo che porta ad avere questa situazione.